buonasera, buonasera, buonasera. Ciao. Buonasera. Per me è un onore, anzi per noi di Edoardo è veramente un onore essere Per me è qui. un piacere, figurati. Grazie, È signora. una cosa meravigliosa avervi a casa nostra. È casa, quale casa è questa? Ma diciamo che è la- casa della musica, perché io so che già lei e sua moglie siete stati dei grandi della musica napoletana, in particolare della sceneggiata. Sì. E in più poi, figli. anche i figli Beppe seguono, Merolla e Anna Merolla. le orme dei genitori. Diciamo che sono stati educati con la canzone classica napoletana, cioè quella vera, insomma, senza offesa ai neurologi, per carità, insomma, e queste canzoni inedite che oggi si compongono. Anche perché cioè, ognuno magari ha i propri gusti e di conseguenza quello che non può piacere a noi può piacere ad altre persone. Ma Come non lo metto in dubbio, per carità, però avere un inizio e una fine in un testo è molto importante, perché sente l'ultima tarantella, sente che la gente dice Mario Marcellina, Dimma Dostaia, Scende catene chiarazze, Inferno d'amore, Freve e gelosie e tante altre che insomma hanno fatto la storia in Napoli, insomma. ci vogliamo accomodare, però io Certamente. prima di accomodarci vi devo chiedere una cortesia. Sì. Siccome sono da solo dovrei fare un po' il bianco alla telecamera, quindi Sì. mi servirebbe un foglio di carta bianca, è possibile? Come no? Andiamo. Va benissimo. Mi fa lei da assistente? Ah, ecco, ti faccio da... Sì. Mamma mia, eccola qua. Ecco qua, un attimo solo. Grazie, gentilissimo. Allora, signora, lei mi incuriosisce in una maniera incredibile, perché lei è stata una capocomico, cioè in effetti Ho iniziato da piccolina, diciamo. Sì, ma io ho visto quella sceneggiata che è quella lì di Cara Signora. La regia è sua, o mi sbaglio? Tutto io, anche il libro scritto. Ma stiamo parlando di una trentina d'anni Sì, fa. una Questa trentina d'anni fa. Ci sono ha ancora precorso degli i altri. tempi, com'è? Eh sì, ci sono ancora degli altri lavori che ho scritto che dovrebbero andare anche in onda. Abbiamo fatto delle sceneggiate girando un po' il mondo, e come Cara Signora, come Carcere femminile, che è molto bella, mi piace tantissimo. A rovina ti voglio sapere, dimmi a rovina. A Roveno, che sono chiuso a fare spesa. Ah sì, io voglio capire quando venga qua, vi faccio trovare in da casa come ce ne vendo. Sì. Aspetta a me, sì. È perché tu tieni un'ora di fissa per da ritirare a casa. Quello che faccio io non so Ci fare. manca in tutte le giornate intere, che vai facendo? Sì, io non ci raccontare nessuno. Già, perché io sono soltanto a schiava tua. Poi c'è Punta Raisi, che fu scritta proprio al momento quando è successo il fatto dell'aereo a Palermo. L'incidente. Di Punta Raisi, sì, abbiamo fatto questo lavoro. Giro, io non faccio sempre aiutare, io sapete mi voglio bene come figli. Non vi preoccupate, brigadiere, che vedete mio marito ha deciso per sempre di lasciare sti preti in Napoli. Sti preti che ci siamo cresciuti e ci stiamo con piacere, ma che purtroppo ci hanno dato soltanto dispiacere e morsa amara. E così abbiamo deciso di segnare un frate mio marito sposato che sta a Palermo. Tutta la famiglia ce ne ha e qua, in due quartieri non ci vedete più. E forse si salverà, e come lavoro e come posizione. Benissimo. Suo marito invece sappiamo che è il maestro Morelli, Gino Morelli, Anche come capocomico però. Già sto qua, Ma ma volete venire a farvi un piacere? Non c'è se la qua non si può muovere. Sta facendo un piacere a me. Uè, a che ora i santi vecchi sono tornati a casa nuova, tu stai qua? Come mi vedi? A nostalgia di femmine della Germania. Nessuna nostalgia femmina, ma là. Sto qua perché si può trovare a mamma. Ah, ma allora sei diventato un buono figlio. Mamma mi viene prima di tutto quanto, ricordatelo. Hai ragione, la mamma viene sempre prima. Sono umili dello spettacolo, ancora oggi, perché diciamo che non ho smesso mai di fermarmi, perché io amo Napoli, la canzone napoletana, ma soprattutto amo i giovani che seguono le orme del bel canto di Napoli. Oggi ho voluto bene a due madonna.
oggi voluto bene per tant'anni, una teneva dentro caro me, nata pregava dentro casa È una tradizione che non può morire, deve andare avanti. Diciamo Perché che è una nostra cultura e ci teniamo tanto. Ci dispiace tante volte, anche per i ragazzi che cantano le canzoni classiche, a me fa tanto piacere, perché è una cosa che l'abbiamo nel sangue. Tant'è vero, i miei figli hanno seguito noi, come Anna Merolla. I nostri figli, ricordiamo che Anna Merolla, che è una delle cantanti affermatissime nel panorama napoletano, insomma, quindi... No, diciamo affermatissimo, voglio dire, sto all'inizio No, io so che sei artistica. affermata, guarda, so che sei affermata. Si sta voce scende in Penso che sicuramente nel panorama canoro napoletano rivesti un ruolo sicuramente primario, non Grazie. certamente da ultima arrivata. Insomma, Preferisco che questa cosa la dica tu e non io, in qualità proprio di persona umile e semplice. Poche volte ho sentito questo finale, non il finalissimo, cioè le chiuse, tarantella. L'ho sentita parecchie, però come lo fai tu, mi si è piaciuta assai. Bravo, proprio. Lascia stare la canzone. Sai, questa legatura, a stasera si massa, ma bene. Bene, Andiamo a rifare il finale? vai. Finale. Dai, solo finale. Una chiusa. A stasera. Stasera si mi bacia da baleno, Umile e semplice che rimango come persona. No, figura, questa Mi cosa... piace costruire grandi cose attorno a me, mi vedo sempre molto piccola perché è questa cosa che mi rende piccola a spronarmi a fare sempre meglio. Sentirsi grande non fa bene ad un artista. certo, È meglio che lo assolutamente. dicano gli altri. Su questo siamo sicuramente d'accordo. Io adesso volevo tornare, ma questa sceneggiata, ma che cos'era la sceneggiata? Ci sono secondo me delle persone, dei ragazzi, stesso della gente, dei napoletani che non sanno che cos'era questa allora, sceneggiata. premesso che la sceneggiata noi l'abbiamo, dico noi perché io e lei abbiamo iniziata con i grandi. Lei faceva la stabile al Teatro 2000 con il compianto Razzieri. Teatro 2000 che era La dove fonte, stava? la casa, Mi sì, pare sì. dalle La parti scuola. di Piazza Nazionale. No, No. Corso Garibaldi a Napoli, Corso Garibaldi. che era la scuola del teatro, della sceneggiata. Napoletana. E lì c'erano i grandi come non so, Beniamino Maggio, Rosalia Maggio, Trottolino, che io, se mi passi un po' quel libro della sceneggiata, infatti noi qua c'è un libro che parla della sceneggiata e parla di tutti quanti noi, gli artisti che hanno Ecco qua. vissuto la sceneggiata nel Facciamoli corso vedere, degli Peppe, dai, anni. eccoli qua. E qui è Tina Brone che era giovanissima, quindi qua, vedi, Trottolino, vedi Un sopra? attimo, fatemi fare il fuoco un momento solo, scusate. Ecco. Tina Barone sta qui, qua c'è Trottolino e qua sono io, Merolla Luigi in arte Gino Morelli, che io mi chiamo Merolla Luigi. Questo Olimpia che Di periodo è? Maio. Olimpia Di Maio. Che periodo è questo? 76. Pensi che questo ragazzino si chiamava Gino Polese e che potete prendere Gino Polese? Un di 18-19 anni. 17-18 anni, Ah, insomma, sì. quindi... Patti Martin. Eccola qua, Patti Martini, Pamela, Pamela Varis. che debuttò all'epoca con noi proprio, Pamela. Poi abbiamo avuto il piacere anche di essere convocati da Gargano, il direttore del Mattino, e che gli disse su scrivente dell'enciclopedia sulla sceneggiata napoletana, sulla storia di Napoli, e noi gli abbiamo dato insomma
la documentazione di rito per far sì che lui possa dare delle giuste notizie in queste enciclopedie. Ma come nasce la sceneggiata? Cioè, in effetti la sceneggiata che cos'è? È una canzone? È una che canzone Allora, la che viene sceneggiata- scritta. Una canzone di Gino. successo, giusto? Esatto, Sì, allora è una canzone sì. di successo, tu fai un brano, ad esempio, io lo dico perché è una cosa bella che io ricordo molto bene. Nino D'Angelo, quando ha fatto uscire la canzone ed ebbe un grande successo, ha deciso di fare la sceneggiata, quindi ha debuttato con me, Gino Morelli, Tina Barone, Nando Neri e tanti altri. Quindi la canzone era di successo, ma lui di teatro ne era il digiuno, era il suo primo lavoro teatrale che faceva. Quindi si circondò di tutti artisti già validi che avevano l'esperienza. Che è andato molto bene. avevano già mangiato tanta poveri palcoscenici, si chiamava, insomma, già. Vedi, queste sono delle foto proprio di una sceneggiata nostra. Eh sì, questa è una sceneggiata che è intitolata Carcere femminile. Maria, come stai? Ti ho domandato come stava. Credo, non mi rispondi. Ti prego. Non mi torturare tu. Io ti torturo. No, Maria. Sei stato tu che hai torturato a me. Non sai appena che sto soffrendo in terra straniera. È perché io non sto soffrendo stessi pene. Cazzo fatto. La colpa non è tua, Maria. La colpa è stata il destino infame che hai tenuto. O destino me l'ha già fatto che male a me stesso. E a chi ha spezza? Spezza il suo destino. Torniamo da volta come prima. Non posso. Tengo una figlia. Chi l'ha detto che non può? E che non può. O sai che i ricucci da sanità andavo a sposare. Sai tutto. Senta. A giurita così va gente. La gente sa che ti ha sposato in piena regola, lo sai. No, perché il figlio mio non ha da sapere che mamma soia sta vicino a noi senza benedizione di Dio. Il figlio mio è piccerino. E che va a fare? Deve mettere l'arma in mano alla piccerina? No, il figlio mio è da venire a molesto. E non mi ha da smaloricere pure troppo morto. E non dici male, dici, si fa quello che dici. Non posso armare. Non Più posso. andare in teatro perché i teatri vanno a chiudere, ce ne sono ben pochi, anche volendo fare delle sceneggiate sarebbe impossibile a farla perché i teatri stanno chiudendo. I costi sono... Aprono i talmente supermercati, elevati. non è Sì, così, sì. non è così. Napoli ha bisogno che si riaprano i teatri. Allora, io volevo ritornare sempre al fatto di come nasce la sceneggiata. Cioè, c'è questa canzone di successo, dalla E canzone di viene messa successo su. viene tratta una storia, Sì, giusto? sì, Esatto. sì. Una volta che è stata tratta sta storia, in effetti abbiamo una parte che è recitata e una parte che è cantata, che poi culmina proprio con la canzone di successo. Esatto. E questo E era... racconta tutto il fatto. racconta, viene... La storia è quella che è della- vera, diciamo. E quindi si può quasi definire che è il video del tempo della canzone. Cioè, mentre oggi Sì. abbiamo i ragazzi che ci fanno questi video di 2 minuti, di 3 minuti e ce li mandano per televisione, invece la sceneggiata era sempre un video di una canzone, soltanto che era recitata in teatro, giusto? Certo, esatto. Perché succedeva questo? Perché i ragazzi di oggi vanno di fretta e quindi in 3 minuti devono subito chiudere la canzone, oppure perché voi, da persone molto molto più intelligenti di noi, assaporavate proprio quello che era il tempo? È così. Mi ricordo prima volta quando m'innamorai, era bello tutto il mondo, tutte cose attorno a me. Per 2 anni che l'amore mi imparai tanta pazzia, era bella vita mia, bella sto ricordo di te. Il teatro è indispensabile. Fare un video in 3 minuti circa, il pezzo che dura 3 minuti circa, cioè non si riesce neanche a vedere un inizio e una fine.
oggi cercata per miliardi strade, non solo casa sente non sapere. Che su sola casa chiama amore, oggi sciupata suona e gioventù, e non sapeva godere tu. Che i vecchi governatori stanziavano dei soldi per lo spettacolo, come infatti ne abbiamo qualche foto, se non erro, della Casina dei Fiori, dove venivano stanziati dei soldi, alcuni di Napoli, c'era Sergio Bruni e Tina Barone, quindi insomma il turismo di sera a Casina dei Fiori all'aperto durante l'estate, andava là, si aspettava, si sedeva o paese lo solo, torna a sorridere, a Sergio Bruni e Tina Barone. Oggi non più, perché è chi ci governa dà i soldi a Elton John. Allora, Ma vanno là in Inghilterra, l'Elton allora, John. Paese mio ciancioso, io che sono nato e che voglio morire, basta che mamma mia mi dà una pace, e innamorata mia mi dice sì. Perché Napoli è una grande metropoli invidiata dal mondo per le sue canzoni. Noi andiamo oltreoceano e ci sentono e ci parlano e chiagnano quando ci sentono. Sentenne sti parole, figlio mio, a sta lontani sopra chi vuoi te, ma tu non puoi capire che sto dolore che tengo chiuso e chiagno in pietà me. Diciamo che noi abbiamo fatto una stabile al Teatro San Carlino di Toronto.